Ciao Carmen, hai visto che bel lavoro che ha fatto Sarima Ghia sulla tua poesia O profumo e l'amore? L'ho visto, sì, l'ho visto. È veramente bello. O profumo e l'amore, guarda che è una cosa che non mi aspettavo proprio. Ha avuto proprio una bella pensata quello di fare questo libro Sì, sì. online. In pratica lei ha messo nell'ebook la presentazione del suo lavoro, Mhm. e sia diciamo dal punto di vista proprio delle partecipazioni e anche dal punto di vista progettuale. Poi ha messo le foto del lavoro stesso fatto, ispirato alla tua poesia e diciamo, al tema sociale dei ragazzi di Scampia, in questo ebook con delle foto molto belle. Sì, sì, infatti vedo qui una nave, lei che sta sul tappeto volante. Mm. E poi qui c'è proprio la foto sua. Mi Sì, qui racconti? c'è lei, vi racconto la sua, cioè lei parla in terza persona riferendosi all'avatar, Ah, no? ecco. Capito? Sì, Cioè Maria Luisa Grimani, che è diciamo la persona fisica che sta dietro l'avatar, vi racconta l'esperienza dell'avatar Sarima Ghia, che in Second Life ha attuato diversi progetti, ultimo questo appunto ispirato, questo di Arte e Poetry, con un lavoro ispirato alla situazione dei ragazzi di Scampia e alla tua poesia bello, ha Profumo fatto dell'amore. veramente un bel lavoro. E Sì, qui ho visto che ha messo sì, poi anche una tua foto. sì, perché sta che- spiegando Arte e Poetry, quindi diciamo spiega che cos'è e chi è che l'ha Infatti promossa. dice Art and Mhm. Poetry è una rassegna di mostre di Gli artisti da artisti da tutto tutto il il mondo. mondo che si ispirano alle poesie napoletane di Carmen Auletta, un'iniziativa del Museo del Metaverso Mutate diretto metaverso. da Roxello Babenco, che poi sarebbe Rosanna Galvani, che poi saresti tu. Esatto, che poi sarei io. E diciamo che Andiamo tu. avanti, Andiamo avanti, vediamo adesso che siamo a pagina cosa 9. succede. Ah, O profumo e Allora, l'amore, e questa adesso visto che ce l'ho io la recito pure, no? O profumo e sì, l'amore. certo, sì, 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 vai, vai. Allora, qui dice: O profumo e l'amore, si sente l'aria che parla in l'estate, si spasadora da frutta matura, sotto a sto sole un grano si è durata, con giallo fatte mille sfumature. E tornano i palomi in coppiciure, svolazzano sotto cielo turchese e ricreano a tutte sti creature che stessero in all'aria sospesa. Tutte i colori ricciure eleganti mi parlano del profumo e l'amore, rinde a che stare musica danzante, te pensa sotto la pianta in da controra. Bello. Bella Carmen, brava, brava, brava. Qui poi Poi, lei parla del progetto sì. e quindi presenta questo progetto che ha realizzato sulle foto che questa associazione di Ma dove Scampia le ha trovate queste foto? Perché gliela noi che. mandate questa associazione con cui lei è venuta in Ah, contatto, ecco. che si occupa appunto della Pensare che noi abbiamo. Io ho fatto tanto per trovare qualche foto di ragazzi di Napoli, non ci sono mm. riuscita, lei. Questi Grazie. sono i lavori dei ragazzi che fanno forse diciamo in seno all'associazione. E qui invece nella pagina successiva ci presenta il suo lavoro. Ecco, gli Sì, aquiloni fatti con le parole con della le tua parole. poesia. Quindi questi aquiloni che vengono messi in dei cubi dentro il cubo, diciamo, l'opera di Sarima si compone in questo modo: un cubo dentro un altro cubo, nel cubo interno, nelle facce interne alcune foto, nelle facce esterne invece delle foto che sfumano e che cambiano. Mhm. Dentro il tutto ci sono tre cubetti dove lei ha messo gli aquiloni che al tocco dei visitatori volano, se ne Mhm. vanno verso il cielo. E quindi è un'opera veramente insomma molto suggestiva, perché riporta opere, diciamo, foto reali all'esterno che sfumano, quindi cambiano, ho foto diciamo di Second Life prese in Second Life all'interno, fisse, in più questi aquiloni che interagiscono con chi entra nel cubo, cioè con i visitatori, Ma e quindi volano al tocco, al scusa un tocco. po', tu hai detto che la mostra è ancora aperta, da Louvre. Sì, 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 Allora sì. io qualche immagine
per farne un video, posso andare da loro e dire, Come? magari Certo. inserirlo in questo video stesso, Sì, mentre tu sì, spieghi, certo, certo, puoi perché fare una pausa io mi ricordo che e... avevo fatto quelle riprese, purtroppo sono andate distrutte, mi è Mm, mm, dispiaciuto. mm, mm. E comunque sì, si possono prendere anche adesso perché sì, è ancora installato il cubo, quindi si può andare a fare delle riprese. Ho capito. Io Quindi, purtroppo... ricapitolando, diciamo, per spiegare l'opera di Sarima, all'esterno del cubo ci sono, diciamo, abbiamo 4 monitor che sarebbero i lati del cubo dove vengono mandate, dove vengono visualizzate le foto di Scampia. Che lei ha avuto da un membro dell'associazione, associazione ragazzi di Scampia, e all'interno del cubo, cioè all'interno di questi di questi diciamo pannelli c'è un altro cubo dove invece ci sono delle immagini prese dentro Second Life. All'interno di questo secondo cubo ci sono gli aquiloni e i cubi che contengono gli aquiloni che voleranno al tocco di chi arriva, capito? Sì, sì, infatti sto sfogliando qui questa rivista e Mm, infatti vedo gli aquiloni qui che mm. volano all'interno di questo cubo. Ovviamente qui metteremo le immagini Parla della sua scatola, Sarima, come una scatola magica, no? Perché effettivamente è una scatola quasi diciamo, una scatola cinese, no? Dove trovi altre cose dentro. E infatti Ho visto anche che ha messo queste foto, un momento dell'inaugurazione, Sarima e con altri 4 artisti ospite nella land dell'Accademia di Belle Arti di Brera. sì, Arrivano gli sono ospiti. belle le foto comunque, Sì, sì. Sì. Ah, ecco, qui c'è la serata inaugurale con Sì. diciamo, le persone che sono Ecco, intervenute. ecco. Mm, sì, sì, Saremo sempre i suoi ospiti. sì, 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 ecco quante persone c'erano. Ma come mi piace a me questa Sarina. No, ma Bravo. poi è così dolce quando parla. Poi Mm. non lo so, io quando lei parla, io immagino il suo viso sorridente. Ecco. Io la immagino Sarina, così. prima cosa, è un'artista, prima di tutto, diciamo, nella sua vita quotidiana, diciamo. Sarina nasce come artista insomma, nel mondo, non è che è nata come artista In Second dentro Life. Second Life, ha trovato dentro Second Life diciamo, ha trovato Second Life Strumento come strumento idoneo. idoneo per fare delle ricerche, Sì, delle sì. sperimentazioni, e quindi si è entusiasmata a questo mezzo come molte altre persone. Sì, Però sì. lei non è un'artista nativa Come di Moya, Sarima. Moya, lui è un Esatto, artista, esatto, però in Second esatto. Life. Sarima ha fatto molte mostre, insomma, a Monza, a Milano, insomma, è una persona che fa questo, insomma, nella sua vita reale. No, ma è bravo, ma io guarda, non lo so, le persone appena aprono bocca ti trasmettono qualcosa. A me Cioè, Sarima mi ha dato proprio questa subito, mm. anche quel modo dolce di parlare, poi la vedo sempre, cioè io la immagino una Sì, donna sorridente, questa sua leggerezza, ma è leggerezza, così, io esatto. che la conosco personalmente, ti posso dire che Sarima è una persona molto gioviale, Eh, sì, sì. molto cordiale, quindi una persona con cui si sta veramente con piacere, insomma, è molto piacevole come persona, molto anche, insomma, non ha spigolosità Sarima. Sarima è così come la senti e come l'hai percepita dentro Second Life. Sì. Mm.